dato un grande contributo a questa città nella ricostruzione, nel rimettere insieme le parti del vestiario tradizionale. Salutiamo ovviamente il professor De Sole, però devo anche dire che c'è una protagonista di questa Sardegna che canta. Lei vive a Sassari, è un'espressione di questa città, però poi davvero le sue origini la portano anche in altri luoghi e soprattutto il suo canto, la sua professione, perché è una delle artiste più apprezzate di Sardegna. Vorrei un applauso per Silvia Sanna, un applauso fortissimo, che indossa stasera l'abito tradizionale di questa città ed è accompagnata da alcune donne che ovviamente le faranno compagnia per un omaggio che noi apprezziamo moltissimo. Intanto permettimi di salutare anche i musicisti Giuseppe Pintus e Antonio Pilo, un applauso anche per loro. Grazie per essere qui. Da pochissime settimane questa città ha perso una delle sue voci più autorevoli, perché, ve lo racconto dalla fine, nel momento in cui è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio all'uscita dalla chiesa, fuori ad attenderlo c'erano tutti i musicisti di Sassari con la chitarra in mano e suonavano la sua canzone, uno dei suoi momenti, una di quelle emozioni che aveva saputo regalarci, ma anche uno di quei momenti di allegria che aveva saputo regalarci. Questa piazza, questa città, quest'isola non può stasera, dentro la sua manifestazione prestigiosa, non regalare un applauso da qui al cielo a Giovannino Giorgio, grande artista, grandissimo artista. La canzone identitaria sassarese è una realtà meravigliosa. Proprio un anno fa di questi giorni abbiamo fatto un convegno molto bello, un racconto con gli interpreti e Giovannino era presente e ci raccontava la sua voglia di vivere. E io sono sicuro che altrove sta continuando a raccontare questa voglia di vivere. Silvia stasera fa una cosa bellissima, perché ha preso in prestito un canto di Giovannino, Cagnireggiu, e questo angioletto. Vorrei che tu mi dicessi quell'immagine che c'è nella canzone che restituisce il senso della bellezza di questa poesia. Sì, l'immagine è appunto della nascita di un figlio, quindi di un nipotino. Questo che lui abbia scritto proprio la nascita del nipotino, dove lui racconta tutta la sua emozione quando vede che il bambino mangia dal seno della mamma e stringe la mano del nonno. È un'emozione fortissima, la nascita del bambino, la gioia di un nonno, di una nuova vita. Di una nuova vita. A Giovannino Giorgio, Silvia Sanna.